Dopo la definizione della posizione di Ludovico Piva con il patteggiamento della pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione per l'omicidio stradale di Matteo Pittana avvenuto nella notte del 19 febbraio 2024, quando alla guida della BMW, peraltro priva di assicurazione, Piva perse il controllo dell'auto e finì nel canale Ledra dopo una folle corsa lungo Via delle Turbine a Gemona del Friuli, la vicenda torna in tribunale mercoledì davanti al giudice per l'udienza preliminare, Rossella Miele. Assistiti dall'avvocato Salvatore Spitaleri, i genitori di Matteo Pittana intendono andare fino in fondo e scoprire perché dopo l'incidente il conducente e il passeggero che viaggiava al suo fianco, una volta usciti illesi dal mezzo, non avvisarono che c'era una terza persona con loro e che purtroppo era rimasta dentro l'auto immersa nel canale. Gli accertamenti medico-legali rivelarono che Matteo Pittana morì sul colpo, ma è sempre rimasto, senza una spiegazione, il gesto dei 2 ragazzi che si allontanarono subito dopo l'incidente, senza rivelare ai carabinieri che li avevano intercettati della presenza del corpo di Matteo in auto. Ludovico Piva e Jorge Antonio De Prato sono stati indagati per questo e dovranno rispondere davanti al GUP di occultamento o soppressione di cadavere, dal momento che la Procura ha presentato richiesta di rinvio a giudizio dopo aver concluso le indagini. I Vigili del Fuoco recuperarono il corpo di Pittana solo alcune ore dopo, scoprendo nella fase di rimozione dell'auto dal canale che all'interno vi era un corpo senza vita. L'avvocato Spitaleri riferisce che i genitori di Matteo confidano che possa celebrarsi il processo perché emerga la verità su quella notte e sulle ragioni della fuga e del silenzio dei 2 protagonisti, la verità su quanto accaduto e la giustizia per le responsabilità accertate dei protagonisti potranno essere di monito per tutte le ragazze e i ragazzi che si possano trovare in situazioni analoghe.